Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! L'Atletico Madrid ha completato l'acquisto di Giacomo Raspadori dal Napoli con un accordo del valore di 22 milioni di euro più 4 milioni di euro di variabili, secondo Fabrizio Romano. Il 25enne attaccante italiano ha accettato i termini del contratto e si unirà al club dopo aver superato le visite mediche. L'allenatore Diego Simeone ha ingaggiato un giocatore versatile, in grado di giocare come attaccante, centrocampista offensivo o ala sinistra. La scorsa stagione, Raspadori ha giocato 29 partite ufficiali con il Napoli, segnando 6 gol e fornendo 2 assist. Il suo acquisto arriva dopo il fallimento delle trattative con Enzo Millot, accelerando la corsa dell'Atletico al titolo di campione di Serie A 2023. Profilo e statistiche di Raspadori. Raspadori, nativo del Sassuolo e affermatosi nel massimo campionato italiano, si distingue per la sua mobilità, la sua tecnica e la sua capacità di inserirsi nella trequarti difensiva finale. Al Napoli alternava il ruolo di titolare a quello di panchina, con una media di un contributo diretto al gol ogni 163 minuti. Con un'altezza di 1,72 metri, unisce agilità e un buon tiro, il che gli consente di adattarsi a diversi schemi offensivi. Il suo acquisto è visto come una risposta all'esigenza dell'Atletico di aumentare la rotazione offensiva e offrire più opzioni tattiche. Raspadori condividerà lo spogliatoio con giocatori come Thiago Almada, Alex Baena, Julian Alvarez, Alexander Sørloth e Giuliano Simeone. Questa nutrita rosa offensiva permetterà alla squadra di affrontare con sicurezza i suoi impegni in Liga, Coppa del Rey e competizioni europee. Fonti del club confermano che l'italiano arriva desideroso di eccellere e convinto che lo stile di gioco intenso e diretto dell'Atletico metterà in risalto i suoi punti di forza. Dal punto di vista finanziario, il trasferimento è considerato un investimento ragionevole per un giocatore in ottima forma fisica e con esperienza internazionale. Inoltre, il contratto includerebbe bonus legati alle prestazioni e ai titoli vinti, il che riduce il rischio finanziario per il club madrileno. L'accordo, riportato dal giornalista Fabrizio Romano, rafforza la politica del club di chiudere gli accordi prima della fine della stagione per facilitare l'integrazione dei nuovi acquisti durante la pre-season. Il Napoli sta valutando LG Felmas. Non è ancora chiaro se le trattative siano in corso. Il Lipsia non ha presentato un'offerta e i potenziali compensi non sono stati resi noti. Ciò che è chiaro è che il Napoli sta iniziando a esplorare nuovi nomi per ricoprire il ruolo di terzino sinistro, ed Elmas potrebbe essere la scelta perfetta. Il macedone ha già ricoperto quel ruolo per il Napoli, ad esempio, sostituendo Kvaratskhelia in alcune partite durante la stagione scudetto. La versatilità di Elmas non va sottovalutata, dato che può anche arretrare a centrocampo o giocare sulla fascia destra. Le sue caratteristiche potrebbero corrispondere a quelle ricercate dal Napoli, ma i termini di un potenziale accordo non sono ancora stati definiti. Gianluigi Donnarumma potrebbe vivere i suoi ultimi giorni da giocatore del Paris Saint-Germain. L'arrivo del portiere Lucas Chevalier dal Lille per una cifra vicina ai 55 milioni di euro ha completamente cambiato la situazione dei portieri del club francese. Luis Enrique ha già annunciato internamente che il giovane portiere francese sarà titolare per l'intera stagione, lasciando Donnarumma in una situazione delicata che preannuncia un immediato cambio di scenario. Secondo AS, sia il Napoli che il Manchester United hanno avviato colloqui preliminari per determinare la disponibilità di Donnarumma. Sebbene non sia stata presentata alcuna offerta ufficiale, entrambi i club hanno espresso interesse ad assicurarsi i suoi servizi, vedendolo come un'opportunità di mercato per rafforzare il loro ruolo di portiere con un portiere di livello mondiale. Il contratto di Donnarumma con il PSG scade nel 2026, ma i rapporti tra le due parti si sono notevolmente raffreddati dopo mesi di trattative fallite per il rinnovo. Il club parigino intendeva legare qualsiasi aumento di stipendio alle prestazioni e al numero di partite giocate, una formula che non ha convinto né il portiere né i suoi rappresentanti. Il rifiuto di accettare queste condizioni e il fermo impegno nei confronti di Chevalier hanno lasciato la porta aperta a una possibile cessione in questo stesso mercato. Al Parco dei Principi non hanno escluso la possibilità di cedere il campione d'Europa all'Italia se ricevessero un'offerta adeguata. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra perfettamente accessibile per i club inglesi. Inoltre, il PSG ha attualmente un eccesso di giocatori tra i pali, il che rafforza la giustificazione per la sua partenza. Il Napoli, alla ricerca di stabilità in porta dopo diverse stagioni di cambiamenti, vede in Donnarumma un acquisto strategico in grado di ripristinare la solidità difensiva perduta. Nel frattempo, il Manchester United sta valutando di ingaggiarlo per aumentare la concorrenza per Andrea Onana, la cui incostanza dal suo arrivo ha sollevato preoccupazioni tra tifosi e dirigenti. Nel frattempo, Donnarumma non ha nascosto la sua ammirazione per il calcio inglese e, in conversazioni private,
Ha precedentemente espresso il desiderio di provare la Premier League a un certo punto della sua carriera. Con la stagione già iniziata e poche settimane prima della scadenza del mercato, il portiere italiano potrebbe trovarsi di fronte a una delle decisioni più importanti della sua carriera. L'acquisto di Chevalier ha cambiato tutto per il futuro di Gianluigi Donnarumma, ma sembra aprirgli le porte per tentare la fortuna in un campionato molto più competitivo come la Premier League, e con niente meno che due dei club più potenti del pianeta, Napoli e Manchester United. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Accetteresti Donnarumma a Napoli? O no? Voglio sentire la tua opinione nei commenti qui sotto. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!